Tony, fammi una prova audio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sì. Mi senti? Un po' in ritardo. Mi senti? Gira, gira, gira.
Buongiorno, buongiorno dal Celeste Bortoluzzi e Villa Montalban per la 9ª giornata del campionato di rugby di Serie B. Sono Tony Palma, il commento di questa partita, un incontro testa a coda tra la prima in classifica il Mogliano e purtroppo il Belluno ultimo in classifica. Un Pavision alla telecamera che riprenderà questa partita e i giocatori sono ancora negli spogliatoi, al momento dovranno uscire. Possiamo già dare però le formazioni con il Mogliano: Sparano estremo, Bianchin, Bertolissi, Sangion, Buso, Marin, Ginetto, Pontoni, Semenzato, Campagnaro, Furlanetto, Odorico, Meroi, Ceccato e Cosmo. In panchina Barzan, Pescante, Trabuio, Fiorini, Zanatta, Cecchin e Gianmanco. Allenatore Lavorgna Vittorio. Il Belluno schiera, informazione parecchio rimaneggiata visto le parecchie assenze per infortunio. A estremo Ries, all'ala Tiazzoldi e Mattia, centri Tormen e De Polo, apertura Sacchet, mediano di mischia Dassi, numero 8 Mognol, flanker Cibien Monastier, seconda linea Dorigo Bianchet, piloni Bendetto e Petris, talonatore Prado Ignacchi. In panchina De Cesaro, De Lorenzi, De Col, Mognol, Giordano, Lunardon Alberto, Mazzone Alessio, De Lazzaro Samuele. L'arbitro è il signor Gallina Lorenzo di Treviso. Partita che sembra già avere purtroppo il destino segnato, visto la differenza di valori espressi in campo. Ricordiamo il Mogliano ha un totale di 224 punti fatti, punti subiti 115, per una differenza di più 109 con 35 mete realizzate in questa prima fase del campionato. Il Belluno nel suo campo ha 116 punti fatti, 203 subiti, per una differenza in meno di 87, 12 le mete segnate da parte della formazione giallo-blu. Voglio ricordare che con il Mogliano gioca Sparano Riccardo a estremo, giocatore che ha militato nel Belluno e è anche di formazione bellunese. Questo per dire, e questo facciamo in sede di pre-partita, che ci sono parecchi giocatori giallo-blu che a tutt'oggi militano in altre squadre. Giusto per ricordare, abbiamo Capraro Marco che gioca quest'anno in Serie A Elite col Vicenza, giocatori che militano in Serie A, Dinca Mattia col Valsugana, Tarantolo Enrico col PUS Milano, Viel Tommaso e Viel Riccardo con il Verona, Bernardi Mattia con il Villorba e Cuzzol Nitia con il Torino. Altri giocatori che giocano in Serie B, Naggi Taddeo col Mirano, Canton Matteo Cuspado e appunto Sparano Riccardo che gioca con il Mogliano in Serie B. Quindi per dire sono ben 10 i giocatori che militano fuori, diciamo quasi una squadra. Questo per rimarcare anche che il Belluno ha sempre fornito giocatori alle squadre venete e non solo, e poi dal Belluno ricordiamo anche sono usciti anche giocatori di alto profilo. Basta citare che dal 1977-78 fu De Bernardo Renato a giocare col Petrarca e poi diventare nazionale con il CAP 361, a seguire nell'85-86 Saetti Riccardo, che passò a giocare al Petrarca, fu nazionale CAP 411. L'ultimo nel 1992-93 Pilat Corrado, che passò nelle file del Benetton, poi anche giocò all'estero e fu nazionale estremo con il CAP 490. Altro giocatore che militò in nazionale, però in nazionale diciamo A, fu Giacon Alessandro, anche lui giocò in altre formazioni blasonate quali il Petrarca e il Parma. Molti sono giocatori, adesso non sto a ricordarli tutti, che hanno giocato nelle varie nazionali dall'Under 15 all'Under 21, nazionali anche dei Vigili del Fuoco. Nei Vigili del Fuoco giocò, ad esempio, Savelli Massimiliano, Marcon Paolo, De Martin Pinter Aurelio, Bogo Mauro, per non poi dimenticare anche vari giocatori che giocarono nelle varie formazioni venete. Torniamo però ora all'attualità. L'arbitro ha fischiato per l'ingresso in campo, ecco che stanno per entrare le due formazioni.
e a momenti si disputerà questo incontro. Come ho detto prima, Belluno in formazione rimaneggiata, purtroppo si gioca contro la miglior squadra del torneo, ricordiamo il Mogliano in testa con 32 punti, seguito dal Feltre a 28 punti, il Belluno purtroppo ultimo a 6 punti, la squadra a ridosso del Belluno e il Cusparo a 11 punti che oggi non gioca e osserva un turno a riposo. Speriamo che il Belluno riesca a fare bella figura innanzitutto e poi magari anche riuscire a segnare le 4 mete. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, se una squadra perde, qualsiasi sia il risultato, però segna 4 marcature, prende un punto di bonus. Stessa cosa se la squadra che perde con uno scarto inferiore, silenzio un attimo per un minuto di raccoglimento. Ecco, a momenti il calcio d'inizio ricordavamo appunto se una squadra segna 4 mete, oltre il punteggio prende un punto di bonus aggiuntivo. Se perde perde invece con 7 punti di scarto, prende un punto di bonus e prende un punto di bonus anche se segna 4 mete. Vediamo un po' come andrà. Sarà importante anche quest'anno nel campionato del Belluno i punti di bonus. Può essere che si giochi la partita, si giochi il campionato per qualche punto, anche i punti di bonus. Allenatore del Belluno dal Ponte Alessio, coadiuvato sempre da Tommasella. Ecco, calcio d'inizio, calcio, prende la mischia il Mogliano, imposta subito un punto di incontro sulla linea dei 22, muove la palla, scelta di gioco alla mano per forzare la linea difensiva bellunese, purtroppo per il Mogliano passaggio in avanti, mischia per il Belluno a cavallo della 22 avversaria. Un inizio, diciamo, tra virgolette incoraggiante, recuperata la palla da metà campo, si giocherà adesso la mischia, sarà Dassi all'introduzione e vediamo le scelte di gioco. Ries, il gallese del Belluno, gioca sul lato chiuso, mentre Federico gioca sul lato aperto, Federico sacchetta all'apertura. Vediamo quali sono le scelte di gioco, introduciamo la mischia e vediamo anche i primi valori della mischia chiusa. Un po' il tallone d'Achille del Belluno, un po' debole in mischia, purtroppo confermato, però giochiamo veloci, fuori, incrocio col secondo centro che è Lunardon, purtroppo passaggio in avanti di Lunardon, concede la palla agli avversari, calcio in zona, recupera il Ries, no? Coadiuvato da Sacchette, calcio a seguire il Ries sul lato chiuso, ecco che si va a giocare. L'arbitro aveva concesso il vantaggio, poi maturato in seguito al calcio del Mogliano, recupero del pallone e andiamo a giocare la touche in favore della squadra ospite. Touche a 4, a 5, no, touche a 5, vediamo un po' ci si adegua. L'arbitro ferma il tempo per un infortunio di un giocatore del Mogliano. Ci sembra San Giovanni, se non ho visto male il numero, pare sia il numero 12, San Giovanni, il capitano della formazione ospite. Inizio un po' così, si è visto, giusto per vedere un po' quali sono state le prime schermaglie di gioco, un Mogliano che pur all'interno della propria 22 ha preferito giocare alla mano con un'azione di penetrazione e andare a forzare la linea difensiva bellunese e impostare un punto d'incontro. Quindi una scelta forse quella di si andrà a prediligere il gioco manovrato piuttosto che un gioco sui calci. Questo è l'inizio comunque. Come abbiamo detto, il Belluno proverà in qualche modo a cercare di mettere in difficoltà la più quotata formazione ospite,
e speriamo che il Belluno almeno ci sia una prova convincente. Ecco, San John riprende, mi pare, posizione, escono i sanitari e si ritorna a breve a giocare. L'arbitro attende ancora un attimo. Ecco, il gioco riprenderà a momenti. Prendono posizione in campo, squadre schierate. Dalla touche ricordiamo che dalla rimessa laterale le linee d'attacco e difesa devono stare a 10 metri, vince nettamente il Mogliano, scivola il mediano di Mischia, va sotto pressione, ancora vediamo la scelta di gioco, ancora penetrazione del Mogliano col numero 8, palla veloce, si va a giocare per un cambio di fronte sul lato più stretto, placa però il Belluno e ferma sulla linea del vantaggio la formazione ospite che cercherà ancora di forzare il punto incontro. Ancora una volta si va in penetrazione per provare a giocare adesso probabilmente al largo, adesso si muove la palla un po' più al largo cercando di trovare varco nella parte più larga del campo. Belluno in questo momento però abbastanza attento alla difesa, attenzione, più giocatori, calcio a seguire sulla parte stretta, il Mogliano calcia e guadagna una touche a cavallo tra la linea dei 15 e la linea dei 22 del campo bellunese, touche lanciata da Bendetto, tallonatore bellunese. Vediamo anche qui quale sarà la scelta di gioco. Siamo appena fuori dalla linea 22, ricordiamo che se il pallone viene vinto dal Belluno e viene portato dentro nei 22 e si calcia in touche, la touche verrà giocata nel punto di lancio. Dassi prende la palla, imposta un punto di incontro, il Belluno vince questo punto di incontro, scelta di gioco, forziamo anche questa volta, il Belluno cerca di forzare il punto di incontro, pallone libero, ritardiamo il pallone in uscita, calcio lungo in cerca della touche, presa al volo da parte del numero 10 Marin del Mogliano, gioco alla parte aperta, per troppo il Belluno, manca il placaggio, viene salvato all'ultimo momento, pallone libero dopo questo punto di incontro, ancora si gioca, attenzione c'è un soprannumero all'esterno, purtroppo un po'. Il numero 8 del Mogliano forse poteva dare la palla subito, avrebbe consegnato il pallone per una facile meta, però il Mogliano gioca, intercetto del Belluno, ecco Tiazzoldi che si avventa sulla palla, è un'azione di rimessa, vediamo, peccato, un'azione di rimessa da parte del Belluno che poteva permettere una segnatura, purtroppo Tiazzoldi velocissimo ma non è riuscito a schiacciare. Comunque una fase interessante, una furbizia da parte di Sacchetta all'interno dei 22, intercetto e il Mogliano ritorna sulla propria metacampo. Diciamo che nell'azione precedente Pontoni aveva la palla facile per consegnare all'ala e fare la meta del Mogliano. Ha tenuto la palla per se stesso, ha permesso il recupero del Belluno che ha placato e poi ha recuperato la palla. Si gioca ancora, si contesta per una concessione, punto d'incontro, ecco il pallone esce, il Mogliano preferisce giocare sempre alla mano anche all'interno dei 22 per forzare il punto d'incontro, ancora una volta pallone veloce, viene placato ancora Pontoni, bloccato il punto d'incontro. Buona la difesa, vediamo sulla linea dei giallo-blu, muove la palla al largo, inserimento dell'esterno Sparano, calcio di Sparano lungo, che non coglie impreparato Ries, il quale scarta un avversario e calcia in rimessa laterale, che però la messa laterale viene rimessa veloce dallo stesso Sparano, autore del calcio precedente, azione al largo, Belluno un po' sbilanciato, ancora una volta il Belluno riesce ad arginare con un placaggio all'ultimo momento, gioco manovrato, soprannumero all'esterno da parte del Mogliano, punto d'incontro, cambio di fronte, si va adesso a giocare verso il lato destro del campo, ancora penetrazione del Mogliano, vediamo Di Mischia che scivola, mettendo forse passaggio in avanti,
al Belluno viene lasciato il vantaggio, sì, no, non è vero, era probabilmente un altro fallo, mi sono sbagliato, evidentemente l'arbitro ha visto qualche altra imperfezione. Il tallonatore ospite Ceccato fa il punto d'incontro, però nell'azione di andare a terra commette il tenuto e calcio per il Belluno, tenuto del Mogliano e pallone a terra. Sono passati i primi 10 minuti di gioco, diciamo che un Mogliano più propenso a muovere la palla, forse un po' troppo insiste sulle azioni in percussione, e quelle 2 o 3 volte che ha mosso la palla da destra a sinistra ha creato un soprannumero al largo. Più di una volta però i giocatori ospiti sono stati un po' gelosi del possesso e non hanno trasmesso il pallone fino all'ala, che avrebbe permesso probabilmente una segnatura, diciamo. Bisogna essere anche vedere queste cose un po' più chiaramente. Bene, ecco, Belluno va alla rimessa, in attacco il Belluno, in difesa sulla linea dei 10 i giocatori bianconeri, vincono il pallone, rubata. Mea Mischia viene sorpreso nel placcaggio dalla touche, mantengono però il possesso di palla, va in difesa subito il Belluno, penetrazione ancora dei bianconeri che vengono però stoppati, vengono a finire sotto spinta, vincono ancora i bianchi, giocano questa volta al largo, soprannumero al largo, ancora una volta. Non dà la palla, punto d'incontro, si cambia fronte, si gioca all'altra parte, penetrazione, ancora penetrazione, si gioca adesso, probabilmente si farà la scelta al largo, salto del primo e secondo centro schierato, pallone un po' più portato verso l'ala, pallone ancora, pick and go del Mogliano, si andrà poi a giocare ancora, Belluno attento, ancora attento, vediamo questa scelta di gioco, seconda linea d'attacco con l'estremo di Sperano, palla a Campagnaro, punto d'incontro, tenuto ancora e qui il numero 10 del Mogliano si avventa per prendere il pallone, forse non si era accorto che l'arbitro aveva segnato regolarmente il calcio contro, non in favore. Belluno che probabilmente si appresta a calciare in touche, penso, ed è così, Ries segna il punto, siamo sulla linea di 10 a metà campo bellunese, Ries calcia, pallone che non esce e il Mogliano lancia in touche, pallone in touche sulla linea. Vediamo il segno dell'arbitro, a ridosso della linea dei 10 nella metà campo bellunese. Touche bellunese e vediamo un po' quanti giocatori vengono a schierarsi. Cinque giocatori schierati, touche. Purtroppo sbaglia la touche il Belluno e concede la palla agli avversari, penetrazione ancora delle terze linee del Mogliano, inserimento della seconda linea d'attacco, palla all'ala, numero 14 cerca di liberarsi, imposta un bel raggruppamento, ancora il tallonatore ospite che si incugna nella difesa, superiorità esterna non ancora sfruttata, ancora penetrazione. Si andrà adesso a giocare dalla parte destra 5 contro 2, Belluno però attento, attenzione, placcaggio all'ultimo momento, ancora Mogliano manovriero, pallone bloccato, difesa abbastanza attenta, vediamo se avanti, no, probabilmente un vantaggio sembra segnato all'arbitro, gioca al largo, soprannumero, ancora una volta i bianchi non passano il pallone al largo, punto d'incontro, penetrazione ancora una volta, vediamo se cosa faranno, il Belluno resta sulla linea difensiva, attenzione, purtroppo le penetrazioni sono difficili da mantenere, però il Belluno cerca di opporsi in veemenza a questo
continuo attacco e purtroppo capitola sotto l'ennesima percussione del Mogliano. Meta del numero, vediamo appena riconosciamo il giocatore. (5-0) per il Belluno, meta di Semenzato Leonardo, autore della meta numero 7. Alla trasformazione Marin, vediamo se riesce, la posizione è abbastanza agevole. E purtroppo una penetrazione 2 o 3, il Belluno è riuscito in qualche maniera a resistere, ma prima o poi è capitolato. La forza fisica della formazione ospite si è fatta sentire. Vediamo adesso se il punteggio cambia. Calcio. Niente, punteggio che resta sul 5-0. 5-0. Siamo al 16° minuto del primo tempo. Ecco qua. Beh, un Belluno che diciamo passato indenne il primo quarto d'ora di gioco e dopo 15 minuti è capitolato sotto le continue azioni del Mogliano. Purtroppo ecco da dire che il possesso di palla è sempre rimasto agli ospiti e il Belluno non è uscito. Ecco che giocano però veloci, ecco, questa volta giocano al largo, attenzione, hanno rischiato, ai. Un errore in fase di attacco purtroppo dei centri bellunesi e concedono a Bianchin meta al centro dei pali. Bianchin purtroppo punisce il Belluno con questa azione. Eravamo sulla linea dei 10 in attacco a metà campo del Mogliano. Un errore sulla linea dei 3/4, una disattenzione e ha concesso meta al Mogliano. Altri 5 punti per la formazione ospite per il facile trasformazione di Marin. Vediamo un po'. Ed è così. 12-0 per il Mogliano, purtroppo un infortunio che non ci voleva, eravamo in attacco, avevamo conquistato il pallone e purtroppo sulla linea d'attacco dei 3/4 perso il pallone, rapido il numero 14 Bianchin recupera il pallone e meta in contropiede. Come abbiamo detto, in questi primi 20 minuti di gioco circa, il Belluno non ha avuto possesso di palla. La palla è sempre stata agli ospiti che hanno sempre dominato il gioco con azioni di penetrazione, ripetute azioni di penetrazione che hanno condannato purtroppo il Belluno e fermato il Belluno 12. Conquista il pallone alto da parte dei giocatori ospiti. Belluno che cerca di difendere adesso, ancora penetrazione per cercare di creare un soprannumero. A destra c'è in realtà un soprannumero evidente, palla all'ala, allora il pallone è fuori, però il giocatore Sparano che recupera la palla, però nel recupero della palla mette i piedi fuori e quindi touche per il Belluno. Belluno che gioca adesso la fase di conquista, le touche però purtroppo fino adesso sono state perse anche in 2 occasioni, purtroppo la mancanza di qualche elemento di caratteristiche spiccate, caratteristiche di saltatore in touche non permette al Belluno di essere efficante in questa fase di gioco.
gioca la corta con Bianchet, che gioca, questa volta è Bianchet che si fa sorprendere dal tenuto, scende col pallone a terra, purtroppo il sostegno era in ritardo, gli avversari mettono le mani sul pallone per il recupero, non lascia il pallone subito, calcio quindi per Marin che calcerà in touche. Porta il gioco sulla metà campo bellunese, siamo sulla metà campo, touche per il Mogliano, siamo sulla metà campo. Purtroppo, come continuo a dirlo, siamo a siamo una partita dove il possesso della palla è sempre i giocatori ospiti, il Belluno fino adesso ha solo difeso e anche nelle fasi statiche, anche nelle touche subisce come adesso nelle fasi anche nel maul, una mano in spinta, palla esterna, calcetto a seguire, questa volta però è abile il Belluno a recuperare, placcaggio forse alto decretato dall'arbitro e il Belluno beneficia di un calcio di punizione, verrà probabilmente portato il pallone in rimessa laterale per cercare di portare il Belluno un po' all'attacco. Risa il calcio verso la postazione televisiva, touche sulla linea dei 10 della metà campo bellunese. L'arbitro ferma il gioco per un infortunio, forse è Mognol Gilberto, il vice capitano, che lamenta l'infortunio probabilmente per una botta a una gamba, sembrerebbe, sì, o al ginocchio. Entra il medico D'Antimo Corrado, in passato già medico anche delle nazionali italiane. Belluno che cerca di prendere un po' fiato, di recuperare energie per riuscire almeno a garantire, almeno nelle fasi statiche, la conquista del pallone. Purtroppo, come abbiamo già potuto e ripetuto più volte, il pallino del gioco è sempre stato in mano al Mogliano. Il Belluno ha difeso anche discretamente, però a forza dei dai, penetrazione dopo penetrazione, purtroppo si capitola. Che poi ci si mette anche qualche errore, mamma santissima, come si può dire. Benissimo, riusciamo a vincere un pallone, dai come un Astier, nostra terza linea, Dassi, calcia nel box chiuso, pallone diretto fuori, quindi si prenderà con una touche in favore del Mogliano, però sempre sulla metà campo. Buono il tentativo, buona l'idea di gioco di calciare nel box, purtroppo l'esecuzione non perfetta, il pallone esce di poco, ma questo permette ai giocatori ospiti di giocare in attacco, ancora in attacco, una touche. Vediamo se gli daranno l'opzione di prima, di raggruppare il pallone e poi formare il classico carrettino e andare in spinta. Vincono, scendono e vai. Come si può dire, le scelte di gioco dopo un po' sono lette. Purtroppo la potenza della formazione fa fare circa 20 metri ai bianchi, il Belluno cerca di arginare senza commettere falli e purtroppo il trenino bianconero si avvicina pericolosamente alla linea di meta bellunese, continuano ad avanzare e schiacciano in meta. Dalla touche vinta sulla linea dei 10 fino alla linea di meta assegnata al Mogliano. Meta ancora Mogliano, 5 punti che si assommano, vediamo se Marin sarà preciso nella trasformazione. È il 25esimo della partita e Marin si aspetta a portare ancora 2 punti nel carnet degli ospiti.
Purtroppo campanello allarme che è suonato pericolosamente per il belluno, e purtroppo la forza fisica del pacchetto ospite crea la differenza. Come avete potuto vedere, dalla linea dei 10 siamo portati fino alla linea di meta. E vediamo un po', calcio di Marin, 2 punti ancora si aggiungono, trasforma Marin, più 7 e siamo a 19-0. 25esimo del primo tempo e punteggio che si dilata. Belluno che paga il dazio appunto della poca potenza fisica, che non permette di avere una discreta conquista. Adesso c'è stato un passaggio in avanti dei giocatori ospiti, segnala il passaggio in avanti il signor Gallina, lascia il vantaggio, si giocherà adesso ancora, si prova a giocare, altro errore, passaggio in avanti del Belluno, però c'era il vantaggio, si andrà a giocare, si prenderà il gioco a ridosso della linea di 22 della formazione ospite con una mischia per il Belluno. Vediamo adesso, questa mi pare non sono state tante le mischie fatte, e vediamo se questa mischia il Belluno riuscirà a gestirla in maniera adeguata. Belluno è l'unica mischia che ha fatto prima in attacco, sceglierà l'opzione, una mischia veloce, l'uscita rapida del pallone per non subire la controspinta del pacchetto ospite. Introduce Dassi, sarà lesto, speriamo, Manuel Gilberto alzargli la palla da numero 8, o vincerà il pallone sul primo canale, così è, perfetto. Almeno lì siamo riusciti a guardare il pallone, Capitan De Polo imposta raggruppamento, vai, pallone che non esce lento, Iñaki Prado va a prendere il punto di incontro, pallone abbastanza libero, un po' di gioco almeno da parte del Belluno, rinfranca anche un po' il pubblico bellunese sugli spalti, siamo a ridosso alla linea dei 22, giochiamo bene, siamo dentro con Bendetto, ancora placcaggio alto e abbiamo un calcio a ridosso alla linea dei 22. Vediamo la scelta che farà il Belluno. Ries opta per il calcio in touche. Probabilmente una scelta per cercare in qualche modo di segnare la meta, come dicevamo prima. Riuscire a segnare 4 mete permetterebbe al Belluno di prendersi un punto di bonus. Quindi un tentativo che va anche giocato e provato. Touche all'interno dei 22, Bendetto al lancio, probabilmente il lancio, penso in fondo touche, o per Bianchetta, no, scelta con Cibien, perde il pallone in avanti, pallone adesso per il Mogliano, superiorità esterna ancora una volta non sfruttata, ancora pallone fermato in alto, pallone per il Mogliano dentro i 22, forzeranno, no, giocano al largo, pallone che viene gestito forse, passaggio in avanti del Mogliano e mischia per il Belluno. Bene, Belluno che quantomeno riesce a stare lì, questa volta errore il passaggio del Mogliano, Belluno che ha l'opportunità di giocare una mischia chiusa a metà area di 22. Mischia per il Belluno, movimenti intanto nelle 2 panchine, panchina del Belluno, manda i giocatori a scaldarsi, siamo prossimi alla mezz'ora del primo tempo, un Belluno che se ha il possesso della palla è riuscito a muovere la palla, a fare un po' di movimento almeno, speriamo che questo rinfranchi un po' lo spirito. Attenzione, irregolarità nella spinta, anche qui ci dovrà essere una scelta, penso, di un Belluno di vincere il pallone rapidamente dalla mischia e portarlo subito fuori per non entrare sotto spinta del Mogliano. Mogliano, vista mischia come abbiamo detto molto più pesante, ed ecco, Dassi all'introduzione.
Mognol schierato numero 8, schierato numero 7 dietro, ecco via Mognol, Dassi per Ries, rilancio, peccato ancora un in avanti, inserimento di Ries all'apertura per il lancio interno di Sacchet, però purtroppo nell'atto di raccogliere il pallone il Belluno commette passaggio in avanti, perdita del possesso, palla al Mogliano che imposterà questa mischia all'interno dei propri 22. Vediamo un attimo, Marin schierato sulla destra, Sparano sulla sinistra, due opzioni di attacco da parte degli ospiti, destra e sinistra, vediamo qual è la scelta, oppure se libereranno il pallone con un calcio lungo per conquistare e spostare il Blasse in avanzamento. Il pacchetto di mischia avanza e costringe il Belluno che si stappa a fallo, e quindi ecco che il signor Gallina decreta un calcio in favore del Mogliano, che probabilmente porterà il pallone per una touche a metà campo. Ferma il gioco il signor Gallina per infortunio a Bendetto, pilone bellunese, che pare che abbia un colpo, si tiene la fronte, pare che abbia preso un colpo alto, con un infortunio certo di gioco, non di cattiveria, e comunque ancora una possibilità per rifiatare a parte dei giocatori. Ricordiamo anche che nel rugby, per chi non lo sapesse, si gioca il tempo effettivo, quindi quando ci sono queste interruzioni l'arbitro ferma il gioco e si riprende. Quindi se adesso dal punto di vista del cronometro siamo al 32esimo, ma sicuramente ci sarà qualche minuto in più da recuperare nella prima fase di gioco. Diciamo una partita che tutto sommato, se devo dirvi la sincera verità, non mi entusiasma. Mogliano sì che gioca, però mi sarei aspettato un Mogliano molto più veloce, molto più manovriero, più efficace. Invece, se io ho un modesto parere, volessi fare una critica agli ospiti, questa ricerca un po' anche condizionata sembra di andare a fissare il gioco con penetrazioni dopo a livello di primo centro e così, e condiziona forse un po' un'azione più manovriera e non permette un movimento molto più veloce e più agile. Più di una volta, come ho detto, il Mogliano avrebbe potuto approfittare di muovere la palla fino all'ala e avrebbe sicuramente fatto di più. Ciò non toglie che logicamente il Mogliano è una gran bella realtà, non voglio discutere il valore della squadra ospite, e neppure la mia critica è solo una valutazione così un po' generale. Ecco, calcio di Marin e touche a metà campo per il Mogliano. Anche qui poco fa siamo andati a subire il carrettino dalla linea degli 11, speriamo, adesso non voglio fare una battuta, che questo treno del Mogliano prenda fiducia. Per fortuna per il Belluno il Mogliano muove il pallone al largo e lì almeno tre quarti bellunesi riescono ad arrestare la difesa, che però continua ad avanzare, va a terra, gioco ancora sulla parte destra del campo, placcaggio ancora dei tre quarti bellunesi, De Polo che ha placcato, giocano ancora al largo, placcaggio ancora, bloccano sul ridosso della linea di touche, esce il pallone e il Belluno si salva un po' sulla linea di fuoricampo. Come abbiamo detto, in questo caso il Mogliano ha optato per la scelta dell'apertura al largo. Facevo la battuta appunto che speriamo che il trenino del carrettino del Mogliano non si trasformi in una freccia rossa, perché sennò sono dolori qui. Va bene, dai, bisogna anche ogni tanto fare qualche battuta. Belluno si appresta alla conquista, touche in fondo, vince bene questa volta con Dorigo, Lorenzo, bene,
calciamo in touche, conquista Sparano, contrattacco di Sparano, viene rimessa all'interno, punto d'incontro, ecco, penetrazione probabilmente ancora da parte del numero 4, Dorico Andrea, attenzione, pilone, Cosmo, penetra, pallone esce, cambio di fronte, gioco al largo, attenzione, purtroppo buco, vediamo cosa decreta l'arbitro. Allora Mogliano, diciamolo, si mangia una meta quasi fatta e commette un errore. Il Belluno recupera la palla, non riesce però a farla sua, commette poi passaggi in avanti, area di meta e concede ancora il pallone purtroppo al Mogliano. Siamo a 5 metri dalla linea di meta bellunese e la vedo brutta questa volta, perché se il Mogliano andrà in spinta con la sua mischia, il Belluno forse avrà poco da difendere. Ecco, così è, va in spinta il Mogliano, non va in spinta, va però a giocare sulla linea diretta con l'inserimento dell'estremo che viene alla fine, non dell'estremo, non mi ricordo chi è il giocatore, però fuori gioco del Belluno. Attenzione, l'arbitro fa ripetere il gioco ed ecco, punizione per il Mogliano sull'incrocio tra la linea dei 15 e la linea dei 10, della linea dei 5, scusate. Vediamo l'opzione di gioco da parte del Mogliano e punizione, e il Mogliano sceglie la mischia. Quando c'è una punizione la squadra può scegliere, la squadra che decide, che può anche fare l'opzione di scegliere una mischia chiusa. Azione al fotocopia di prima, mischia chiusa per il Mogliano, spinta ancora il Mogliano, vediamo se portano l'azione fino in fondo, continua la spinta e purtroppo questa volta meta ancora del Mogliano, non so se è semenzato ancora. Mi pare che sia semenzato ancora. Semenzato Leonardo, meta ancora 5 punti. Siamo al 38esimo e vediamo la trasformazione di Marin, se riesce. Purtroppo Belluno lì è deficitario. Già se avesse anche la formazione completa sarebbe messo in difficoltà. Purtroppo la mancanza di qualche giocatore un po' di peso evidenzia ancora di più purtroppo la carenza di una formazione giallo-blu che pur col cuore lotta, però sbaglia questa volta Marin e quindi si trasforma il punteggio 24-0. Dicevamo il Belluno che si prova, lotta, gioca, cerca in tutti i modi, però su questi fattori tecnici, diciamo, quale la spinta in mischia chiusa, la spinta dalla touche, abbiamo subito la mischia del carrettino prima, e anche sui punti d'incontro il poco peso dei giocatori bellunesi si fa sentire, e questo evidenzia le mancanze del Ries calcia in up and under sulla metà campo, il Belluno cerca di fare pressione adesso al largo, attenzione al momento al largo, ancora una volta
questa volta è sempre semenzato, pare che non passa la palla, dovremmo riuscire a difendere qui. Sparano va a percuotere, esce il pallone veloce, pallone, pressione del Belluno sul numero 6, plachiamo sulla linea del vantaggio, pallone non esce, l'arbitro fischia e fallo a terra del Belluno, calcio di punizione per il Mogliano sulla linea di metà campo. Un Belluno, abbiamo detto, che quantomeno sulla linea veloce riesce a tamponare il gioco e anche sulle penetrazioni. Calcio del Mogliano, sono dolori per il Belluno perché purtroppo la touche per il Mogliano, che si giocherà a 5-6 metri la linea di meta, fa presagire a una situazione di gioco già vista in precedenza. Con ogni probabilità c'è poco da dire, ci sarà la conquista del pallone da parte dei giocatori ospiti, che andranno probabilmente in spinta. Vediamo un po' cosa fanno. Il Belluno però riesce in qualche maniera a fermarli. Ottimo il Belluno che è riuscito a arginare la manovra offensiva. Resta però il pallone ancora ai giocatori Mogliano sulla linea, lì si placca ancora, si difende anche col cuore, si mette tutto il Belluno per difendere, però le percussioni sono ancora, c'è un vantaggio adesso per un placcaggio alto del Belluno, ancora in avanti Cosmo, il pilone ospite, si gioca al largo, c'è una superiorità all'esterno, attenzione, Ries blocca all'esterno l'ala trevigiana, il pallone staziona lì, è una lotta, l'arbitro fischia, da qui non si è potuto vedere cosa sia, pallone però ancora per il Mogliano, fallo decretato dal signor Gallina che stoppa il tempo per un infortunio a un giocatore ospite. Siamo già in pieno recupero, tutte le varie fasi di gioco stoppate dall'arbitro prima, logicamente vengono recuperate a fine tempo. Siamo adesso già grosso modo al 43esimo, 44esimo, si giocherà ancora, penso, alcuni minuti. Bene, calcio di punizione quindi in favore del Mogliano, a 5 metri per il placcaggio al collo da parte dei giallo-blu. Vediamo ancora scelta, cosa farà? Questa volta non gioca la mischia chiusa, probabilmente giocheranno il pallone per una penetrazione di forza dei giocatori. È partito il tallonatore, Ceccato che però viene fermato, meta, pick and go di riconosciamo il giocatore se è stato Cosmo a fare la meta o il numero o il numero 4 Odorico, ecco, meta comunque per il Mogliano, meta. Abbiamo il dubbio tra Cosmo e Odorico chi ha fatto la meta. Cinque punti ancora per il Belluno, Marini si appresta alla trasformazione. Rincorsa, 2 punti si aggiungono, altri 7 punti, 31, siamo al 45esimo minuto del primo tempo. Ancora qualche minuto di recupero del
del signor Gallina prima della fine della frazione di gioco. Ci sono stati, come abbiamo già visto nel corso della partita, ripetuti stop del direttore di gara. Calcio alto, viene placato il portatore di palla da parte di Monestier. Mogliano che però mantiene la palla, ancora Semenzato penetrazione ancora dei giocatori ospiti, pallone viene giocato rapidamente, penetrazione ancora penetrazione, il Belluno riesce in qualche maniera a rallentare, ma non a fermare, rallentato Cosmo ancora il pilone che penetra, si gioca ancora al largo, Belluno quantomeno speriamo riesca a fermare sulla linea di vantaggio, il giocatore bellunese intanto rimane a terra, sembra Monastier e lamenta un colpo, gioco al largo, Sparano si entra dentro all'interno, penetrazione ancora punto d'incontro, scelta di Marin che calcia, a seguire pallone che esce e touche. Ecco, fine del primo tempo, punteggio fissato sul 31-0 e partita che abbiamo detto dove purtroppo il Belluno ha avuto pochi palloni, poco possesso, qualche azione in attacco è stata fatta, però purtroppo a farla al padrone è stato il Mogliano. Ci prendiamo un attimo di pausa e riprenderemo la partita col secondo tempo. Rinfrancati e rincuorati da un brulè caldo e anche da una birra, riprendiamo la telecronaca, la birra logicamente dedicata all'Umpia Vision qui al mio fianco,
riprendiamo questa telecronaca. Punteggio sul 31-0 per gli ospiti. Belluno poco possesso e quel poco possesso che ha avuto sprecato con passaggi in avanti e con qualche errore, uno soprattutto che ha concesso una meta di rapina al Mogliano che già non aveva bisogno di regali. E allora siamo sulla seconda frazione di gioco. Riprendiamo il gioco, vince il pallone, però il Belluno già commette in avanti sul permesso di ripresa di gioco e palla ancora in mano al Mogliano, gioco questa volta al largo, Sparano sposta la palla per Semenzato, forse uno migliore dei suoi, Semenzato, ecco Marin, retropassaggio. Gioca adesso con più scioltezza il Mogliano con l'apertura al largo e penetrazione, Belluno non placca e lascia una penetrazione di 20 metri al giocatore ospiti che sono pericolosamente installati sulla linea dei 5 a ridosso della linea di meta bellunese. Un errore di trasmissione che però un kick pass in favore di Semenzato posizionato all'ala che non sfrutta la palla. Touche per il Belluno sulla linea di 5. Gioco forza, ci dovrebbe essere la scelta di una touche veloce e rapida vinta per poter liberare il gioco e spostare il gioco più in su. In cambio adesso esce Monastier ed entra Lunardon. Esce Monastier Simone e entra Lunardon Alberto. E è entrato anche Flipper. No, scusate, allora Tormen che era schierato sui tre quarti viene spostato in mischia e Lunardon viene schierato a primo centro. Ai. Touche gestita male, meta ancora per il Mogliano che va in meta con, vediamo il giocatore, con il numero 3 Meroi, meta di Meroi. Primo minuto di gioco del secondo tempo, meta di Meroi a seguito di una touche gestita male dal Belluno, un pallone che gira male, calcia Marin, centra i pali, trasformazione. Marin, 7 punti ancora, siamo a 38-0. È entrato anche De Cesaro, ci siamo persi una sostituzione, è entrato anche De Colla Alessio e come ho detto anche Lunardon. Forze fresche per il Belluno e cercare di arginare le folate di Mogliano, padrone del gioco e del territorio anche. Rapidità, passaggio in avanti questa volta, passaggio in avanti del Mogliano e e mischia per il Belluno. Cambiato Bendetto con De Cesaro, mischia per il Belluno, Dassi all'introduzione,
Belluno che purtroppo cerca in qualche modo di salvare il salvabile e riuscire a sfruttare qualche pallone, però purtroppo lo scarso possesso di palla, Sacchet che prova adesso a lanciare dentro Mattia, punto d'incontro, ancora errore purtroppo, passaggio in avanti, ancora il pallone esce, palla agli avversari che fanno un contrattacco, il numero 14 adesso si invola sulla linea di meta, entra e fa meta. Bianchin, Jacopo, meta. Meta scaturita da un altro errore purtroppo del Belluno, passaggio in avanti, Mogliano una squadra a cui non serve fare tanti regali, che è già forte abbastanza di suo, e purtroppo questo regalo non ci voleva. Belluno, diciamo, volontà, tanta buona volontà, di questo bisogna dar merito ai ragazzi bellunesi, però purtroppo questi errori si pagano. Marini una trasformazione, questa volta non agevole, ma vediamo se riuscirà a centrare l'H avversaria. Pallone che viaggia, niente da fare, 5 punti si aggiornano, portiamo il punteggio sul 43, sempre a 0. Siamo circa al 12° minuto, forse, anzi no scusate, è il 7° minuto della ripresa. 43-0, inizia la ripresa, esce Dassi, entra Mazzone, Alessio, Mazzone che va all'ala, attenzione, soprannumero, Lunardon riesce a fermare un giocatore, bene, ancora il Belluno, quantomeno sulla linea di vantaggio dei 3/4 il Belluno riesce a difendersi. È sulle azioni di rimessa che forse la maggior velocità del Mogliano riesce a fare la differenza. Il Belluno è comunque, dai, siamo sulla metà campo degli avversari, ancora però difendiamo, ancora pressione, ancora doppio placcaggio, Lunardon cerca di mettere il pallone sulle mani, sulla palla, niente da fare, ancora difesa, Mogliano qualche volta rallenta anche un po' il gioco, questo agevola le fasi difensive bellunesi. Siamo sulla metà campo ospite, penetrazione ancora ai giocatori ospiti, il Belluno che si sacrifica lì sul punto d'incontro, sempre penetrazione, numero 12 che penetra, ancora niente, tenuto probabile, tenuto, almeno questa volta il Belluno riesce a fermare il movimento. Tiazzoldi passato a Mediano di Mischia con l'uscita di Dassi, infortunio sembra per Ries, no, ECB Matteo, il giovane terzerino bellunese, ragazzo alla sua terza partita, ricordiamo Matteo, seconda partita, già oggi partire da titolare, per lui una bella esperienza, certo che giocare con formazioni blasonate è un bel banco di prova, comunque la sua prestazione, una prestazione ai suoi livelli,
non si può certo chiedere di più a un ragazzo che ha i debutti in Serie B. Parte il Belluno in penetrazione con Dorigo Lorenzo, un altro prodotto del vivaio bellunese, giovane ragazzo. Sachet penetra, punto d'incontro, vai Tiazzoldi, giochiamo ancora, penetrazione ancora, Belluno che adesso cerca di muovere la palla, vediamo ancora, Bianchet penetra, oh finalmente un Belluno che fa un po' di manovra, dai su Belluno, un po' l'onore da portare avanti in questi frangenti, su, vai Dorigo, dentro ancora, buona penetrazione, via, bene, peccato, bene, fuori gioco del Mogliano e Belluno che beneficia di un calcio di punizione. Oh, finalmente diciamo che al di là di tutto è Belluno che reagisce, fa vedere un po' l'ardore di gioco, un po' di voglia. Complimenti a questi ragazzi che pur subendo in mischia chiusa, pur subendo l'esperienza degli avversari, pur subendo le spinte, le carrettine, le touche, però non si hanno per vinti e cercano di dare onore e uscire quantomeno dal terreno a testa alta. Se giochiamo ancora questa touche, Tiazzoldi muove la palla, giochiamo al largo, peccato questa trasmissione, però l'arbitro ritorna sui suoi passi per decretare ancora una volta un fuorigioco degli ospiti. Siamo a 5 metri dalla linea dei 22, Tiazzoldi sulla palla, sembra intenzionato a far giocare i suoi, e Rees che però prende il pallone in mano e probabilmente giocherà la touche sul lato destro del campo, ed è così, andiamo a giocare la touche in favore del Belluno a 5 metri dalla linea di meta e speriamo che il Belluno ci regali in questo scorcio di partita magari una segnatura. Bisogna anche essere ottimisti, serve anche un premio un attimo per questa squadra che adesso per tutto il primo tempo sicuramente ha difeso e purtroppo però la prestanza fisica e la velocità avversaria ha pagato i dassi. Abbiamo giocato una rapida, furba, pallone al primo giocatore con ritorno il pallone al tallonatore, però gli spazi stretti del terreno di gioco non hanno permesso al Belluno di concretizzare in meta, ed ecco che si riprenderà. È stato fatto con touche, perché il giocatore del Belluno è stato spinto fuori con una touche in favore del Mogliano. Il Belluno speriamo riesca a rubare la palla, niente da fare, il Mogliano vince, va in spinta, però il Belluno riesce a bloccare lì la spinta avversaria, il pallone verrà liberato e probabilmente con un calcio portato in avanti oppure con un altro punto d'incontro, il pallone esce lento, punto d'incontro ancora, mi pare sempre di Semenzato, ancora pallone vinto, ed ecco probabilmente il calcio. Pallone sbagliato, calcio sbagliato da parte del Mogliano che va a finire in bocca al Belluno, contro l'attacco del Belluno. Mischia per il Belluno, l'arbitro poteva lasciare il vantaggio visto che il pallone era in mano ai bellunesi. E invece è ritornato sui suoi passi per decretare una mischia in favore di giallo-blu. Cambio in prima linea. C'è stato il cambio in prima linea del Belluno, Tiazzoldi alla mischia, vediamo cosa riescono a costruire, probabilmente sempre un'azione di rimessa, un pallone rapido in uscita per non sfuggire alla controspinta avversaria, e speriamo che il Belluno riesca a varcare la linea di meta avversaria. È comunque un Belluno che in questo inizio del secondo tempo un po' di gioco lo ha fatto, ha avuto anche il pallone a disposizione, quello che è mancato nella prima frazione di gioco. Di certo in questo campionato il Belluno non è che deve misurarsi e fare i punti con queste squadre. Ricordiamo che il Cus Padova, che oggi è a riposo, è 11 punti, il Belluno ha 6, e quindi lì con queste squadre dobbiamo giocarsela. Poi c'è il Mirano che oggi per esempio gioca in casa contro il Trento.
è da vedere. Trento e Mirano sono due squadre a portata del Belluno. C'è anche da dire che il Belluno in questa prima fase del campionato ha a volte regalato veramente dei punti preziosi agli avversari. Quindi adesso vediamo l'evolversi di questa mischia. Mischia chiusa per Tiazzoldi all'introduzione. Vai! Purtroppo perdiamo la palla e ancora una volta è Semenzato che parte per Bianchin. Pallone però per Ries, questa volta il regalo ce lo fa il Mogliano, però Ries cade a terra, manca il sostegno, riconquista il pallone del Mogliano, muove ancora il pallone fuori, c'è una superiorità all'esterno, Sparano gioca per Buso, calcio di Buso, vince Ries la palla e annulla la palla dentro nella metacampo, nell'area di meta. Vediamo cosa decreta l'arbitro, se il giocatore bellunese ha portato il pallone dentro, così è. Ries ha portato il pallone nell'area di meta, ha annullato la palla e quindi mischia per gli avversari. Purtroppo eravamo in attacco, errore, contrattacco del Mogliano, perdono la palla del Mogliano, prende Ries la palla, concitata, Ries si trova da solo, mezzo campo senza sostegno, punto d'incontro, recupera il Mogliano e questo è l'epilogo. Adesso vediamo quale sarà l'epilogo. Mischia su 5, lato chiuso completamente sguarnito da parte del Mogliano, numero 11 schierato in asse, quindi è da pensare che giochino dalla parte aperta oppure ci sarà la partenza del numero 8 dalla parte chiusa, oppure andranno in spinta sfruttando la potenza del pacchetto. Così sembra che sia e difatti vanno in spinta sfruttando il pacchetto, però l'arbitro ferma, mischia che si gira, calcio di punizione per il Mogliano, fanno per partire, non è meta, sembra, Semenzato va per andare in meta, niente da fare, fa passaggio in avanti sembra e quindi si riprende il gioco. 22, no, calcio dall'area di meta, calcio di drop, salita difensiva un po' disordinata da parte del Belluno, parte sinistra del campo sguardita, Mogliano in superiorità numerica, attenzione, Marin si penetra, punto d'incontro, esce il pallone veloce per il Mogliano, apertura da questa parte verso destra, Cosmo ancora che penetra, superiorità all'esterno del Mogliano, superiorità all'esterno, Mazzone difende, Tiazzoldi lesto a prendere il pallone e a salvare con un calcio in touche. Martino Tiazzoldi recupera un pallone e rapidamente calcia in touche. Purtroppo siamo sempre nella linea dei 22. Vabbè, c'è da soffrire ancora. Siamo fermi, ricordo, sul 43-0. Siamo circa un quarto d'ora di gioco nel secondo tempo. Belluno in difesa, cuore bellunese, difesa bellunese, però a forza di attacchi, contrattacchi, penetrazione e movimento il Belluno paga dazio, ecco. Touche ancora per il Mogliano, questa volta il carrettino è efficace, però va a terra, contro Rack no, ripartenza in pick and go del Mogliano, vediamo se optano per giocare al largo, disordine, un po' di confusione e difatti così è. Il Mogliano vuole un po' strafare e forse è Cosmo che commette passaggio in avanti e concede mischia per i giallo-blu. Belluno che dovrebbe come sempre giocare la touche veloce con l'uscita sul primo canale con Mognol e Tiazzoldi per dare la palla ai tre quarti, premento a Sachet, Ries adesso è schierato al largo, quindi il pallone
in asse a Sacchetti che dovrebbe liberare o Sacchetti o Lunardon schierato all'apertura. Vediamo che il Belluno esca dalla pressione bianconera, niente mischia irregolare, l'arbitro decreta di nuovo lo schieramento. C'è ancora purtroppo da soffrire, c'è poco da dire, ma la realtà è questa. Ricordiamo che la prossima partita si giocherà a Mirano il 26 gennaio, prima partita di ritorno. Belluno che a Mirano deve cercare di fare punti. Introduce Martino, mischia regolare, anticipano la spinta i giocatori ospiti, arbitro decreta calcio indiretto, gli avversari stanno a 5 metri, siamo all'interno dei 22, la differenza tra il calcio diretto e il calcio indiretto. Il calcio diretto ti può dare permesso di calciare il mente in touche, calcio lungo, Sparano controlla, salita difensiva, giallo-blu un po' in disordine, non proprio tutti in linea, manca giocatori, controcalcio, campa, attenzione, contrattacco, benissimo, vai, un raggruppamento da parte del... c'è un fuorigioco, numero 21, Trabuio che era entrato col Mogliano è caduto al di là del punto di incontro impedendo l'uscita del pallone. Punizione per il Belluno. Ries sulla palla, Viterbo in cerca della touche a ridosso della linea avversaria. Vediamo un po'. Sostituzione forse. Questa volta esce Cosmo, numero 1 del Belluno, del Mogliano, entra il numero 16 Barzan Riccardo. Dai che andiamo a giocarci questa touche a metà dell'area del 22 del Mogliano. Al lancio De Cesaro, detto Fogola, mi suggerisce un Pavision alla mia destra. Vicino qui alle telecamere anche Alessandro Longo, forte ala del giallo-blu, fuori dal campo per infortunio. Speriamo di vederlo in campo al più presto. Il Belluno va in spinta, ottima azione del Belluno e c'è anche il vantaggio. Dai giallo-blu, dai, ci starebbe bene la meta. Su, vai. Sì, e c'è la meta. Sì! Meta. Ehi là. Che dire, meta di Fogola sembra. De Cesaro Stefano, detto Fogola, meta siamo attorno al 22esimo del meta. Vediamo la trasformazione Ries. Diciamo che al di là di quello che può essere il risultato, 5 punti fatti in questo momento, dove il Belluno soprattutto ha dimostrato un po' di carattere, di voglia, premia i bellunesi. Sofferto tutta la partita, tanto sacrificio, però diciamo che la meta questa premia un po' anche, premia la difesa soprattutto. Perché un Belluno si è sacrificato molto in difesa, però purtroppo diversità tattiche, tattiche, fisiche si sono fatte sentire. Il Belluno generoso, abbiamo detto, generoso, e si è visto anche generoso in questo frangente. Una bella spinta, un bel cuore, l'hanno portato De Cesaro, ripeto Fogola,
in meta. Rees al piazzato. Peccato, nessun problema. 5 punti per il Belluno, 43-5 e si va avanti. Si riprende il gioco a metà campo. Esce De Polo e entra Mognol Giordano. Mognol Giordano al posto di Capitan De Polo. Mognol riprende un calcio, sono i 10, pallone che esce male da questo raggruppamento, pallone il Mogliano, gioca, penetrazione ancora, ancora Meroi che penetra, calcio, tenuto del Mogliano. Ancora una volta sostengo che il Mogliano, se invece di penetrare alle volte muovesse la palla più aperto, sicuramente sarebbe molto più efficace. Risa a liberare in touche sotto la nostra postazione, sulla linea dei 10 nella metà campo bellunese, e si riprende. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, minuto più, minuto meno, e punteggio fermo sul 43-5. Belluno che va in spinta, Fogola ancora Fogola, super sotto le nostre telecamere. C'è il vantaggio però, per il Belluno. Beneficia adesso un calcio di punizione che si va a giocare di là. Vai Belluno, su! Portiamoci in attacco. Touche a 5 metri la linea ai 22 della formazione ospite. Abbiamo visto sotto le telecamere qui proprio un'azione dirompente coordinata tra De Cesaro e Tormen. Ottimo inserimento di De Cesaro, ottimo, ha dato un po' di verve al pacchetto. E tenga conto l'allenatore bellunese. Si va al lancio della touche, pallone, peccato, lancio corto, pallone al Mogliano che lancia il contrattacco, blocchiamo sulla linea del vantaggio, Mogliano che viene arrestato un attimo, attenzione, superiorità numerica all'esterno, viene sfruttata, Semenzato che ancora viene placcato però da un ottimo Martino Piazzoldi. Giochiamo di là, placcaggio ancora, c'è il tenuto, probabilmente c'è il tenuto, ha vinto il pallone, è Tormen, vai, Rack, utilizziamo veloce il pallone, via, no relay, tenuto di Tormen purtroppo, non arriva con rapidità il sostegno bellunese, azione simile a quella prima di Rees, non arriva il sostegno su Tormen, e purtroppo veniamo sanzionati a un tenuto. Pallone per gli ospiti e opportunità per il Mogliano di portare il pallone a ridosso, anzi sulla linea dei 22 bellunese per una touche in loro favore. Speriamo adesso che il gioco aereo riesca in qualche maniera a favorire il Belluno. Sarebbe la prima volta a dare onor del vero, perché il Mogliano nella fase della touche ha sempre dominato, anzi è stato in alcuni casi anche determinante.
Vediamo un po' come andiamo a giocarsela, se mettiamo subito a terra gli avversari, così è, ecco, li mettiamo subito a terra, loro vanno su una mini maul di formazione laterale, però sono sempre in spinta. Dorigo adesso che cerca di arrestare, va in spinta, ha le mani sul pallone Lorenzo, ha le mani sulla palla, li arrestiamo, gli stiamo arrestando e così è. E giochiamo, e gioca veloce, non ci sono i 10 metri, altri 10 metri. Martino gioca veloce la palla, gli avversari non vanno a 10 metri. Placcaggio per giunta alto, e il numero 16 si prende il cartellino giallo. Ricordiamo un attimo quali sono le regole. Quando c'è un calcio di punizione per la squadra che lo ha a favore, gli avversari devono stare a 10 metri. Se non stanno a 10 metri e il giocatore parte, l'arbitro decreta ulteriori 10 metri. La seconda volta poi bisogna aspettare i 10 metri. In questo caso però, attenzione, era fuori, il pallone era fuori. L'acrobazia del giocatore del Mogliano poco è valsa perché il pallone era fuori. Belluno che si gioca ancora una touche in attacco. Sarà lo schema Fogola a portare in meta il Belluno. Ai posteri lauda sentenza. Ed ecco entrato il numero 22 De Lazzaro Samuele, esce Chicco Sacchet. All'apertura Ries, primo centro Lunardon, secondo centro Mattia. Vai, eccola lì, siamo in ritardo sul raggruppamento. Semenzato nel tentativo di recuperare la palla, però mette le mani a terra e lascia così palla agli avversari. Pallone al Belluno, mischia. Intanto nelle file del Mogliano rientra Cosmo in prima linea. Si vede che si è fatto male un giocatore di prima linea, quindi Cosmo rientra. Esce il numero 14. Non so se è una mossa tattica. Belluno mischia chiusa, palla giallo-blu, passata da poco la mezz'ora del secondo tempo. Arbitro fa ripetere, le due mischie non si schierano bene, pilone sempre Petris. Petris De Col con tallonatore De Cesaro. Cibien sempre a terza linea, il giovane Cibien in terza linea, Mognol, Gilberto numero 8. Touche veloce, giochiamo a mischia veloce, scusate, Mognol, vai per Lunardon, vai a fare il punto d'incontro, vince Tiasoldi, giochiamo la palla. Bene Cibien in penetrazione, punto d'incontro, abbiamo vinto. Giochiamo con Ries, Ries. Ancora penetrazione, al placcaggio alto o avanti. Benissimo. Ancora una volta penetrazione con Tiasoldi e non vorrei dire penetrazione di Tiasoldi, decretato forse perché interferenza del Mogliano, mischia comunque ancora per il Belluno. Sì o no? No.
avanti di Tiazzoldi, ecco sì, Tiazzoldi aveva commesso passaggio in avanti, mischia per il Mogliano, probabile liberazione in touche a questo punto del Mogliano, vediamo, perché non penso che faranno un punto d'incontro, mischia che si rovina, punto d'incontro ancora, Belluno disattento lì tra apertura e primo centro, questa volta calcio in touche, ecco Ries, lesto a prendere il pallone, e collo, placcaggio alto, gioca veloce Ries, punto d'incontro, vinciamo ancora il pallone per Dinci Baccone, ancora passaggio in avanti, un altro errore che concede la palla al Mogliano che gioca sulla parte larga, Sparano sotto le tribune, errore anche per Sparano, nel passaggio di Sparano al proprio giocatore, però calcio contro perché un giocatore del Belluno commette passaggio avanti volontario. Se un giocatore va a colpire la palla con una mano sola e il pallone avanti, è dichiarata praticamente il passaggio volontario in avanti, viene dato un calcio di punizione. Se poi non è stato questo il caso, il passaggio in avanti è proprio volontario con una mano, ci può anche essere il cartellino giallo o addirittura l'espulsione, se fosse una cosa in area di meta, ma è difficile questo. Si gioca ancora, siamo ritornati sulla linea dei 22 bellunese, in campo ancora Petris, numero 1 bellunese, fortissimo giocatore che ha tenuto botta per il momento alla forte compagine bellunese, del Mogliano. Mogliano aveva ancora spinta, fa un drive, fermiamolo, prima che succeda qualcosa, passaggio in avanti, un passaggio in avanti del Mogliano, mischia per il Belluno. Ci avviciniamo alla fine della partita, secondo tempo il punteggio è sul 12-5 e il punteggio per il momento è fissato sul 43-5. Belluno, abbiamo detto più una volta, coraggioso, volenteroso, si è fatto in 4. In questo secondo tempo ha reagito un po' di più, si è portato un po' a ridosso, però devo dire ancora tanti errori ancora. Finalmente Ries libera e calcia in touche, gioca la touche veloce, vediamo la scelta di gioco, penetrano ancora, Mogliano penetra ancora, questo è il leitmotiv di penetrazione, adesso giocano al largo, c'è un intervallo pericoloso che permette, non so, adesso devo vedere il numero di giocatori che ha fatto la meta per il Mogliano. Checchi, meta di Checchi. Meta, anche questa volta purtroppo eravamo in attacco col Belluno, ci siamo fatti riprendere, portati a 5 metri e purtroppo subiamo questa meta, anche un po' di stanchezza che adesso affiora, perché abbiamo difeso, abbiamo giocato, abbiamo lottato. Trasforma, vediamo chi è il trasformatore, chi ha piazzato dopo l'uscita di Marin.
numero Zanatta, mi pare. Siamo arrivati a 50-5. Diciamo un Belluno coraggioso che ha giocato, che si è provato, che ha fatto, però è stata una partita sempre sulla linea difensiva, sempre sulla linea difensiva purtroppo, sempre sulla linea difensiva, e è un modo di giocare che andando avanti con i minuti logora, perché purtroppo placchi, sei sempre lì, però la stanchezza qualche volta affiora. C'è stato un momento un po' di verve con la meta di De Cesaro, qualche momento un po' di reazione, però un po' di troppi piccoli errori che si accumulano sia nel placcaggio sia nel passaggio. Abbiamo concesso ancor più a una squadra già forte. Però insomma dai, come abbiamo detto, saranno altri i bagagli di prova. Per Lunardon recupera una palla, no, non è Lunardon, scusate, ma De Col recupera una palla. Siamo stati abbastanza efficaci. Bene, mischia sulla linea dei 10 avversari. L'introduzione di Tiazzoldi, gli ultimi minuti, speriamo dai che Belluno riesca a fare qualcosa di bene negli ultimi minuti, ed è punizione, giochiamo veloce, benissimo, Mognol Giordano, Gilberto scusate, Gilberto Mognol parte veloce e fischia alla fine. 40esimo, chiude la partita. Ricordiamo, nona giornata del campionato di Serie B, Belluno Mogliano 50-5, dal Celeste Bortoluzzi di Villa Montalban, Tony Palma e Umpa Vision vi salutano. Ciao ciao, alla prossima il 2 febbraio in casa col Castellano.